ci è sembrato assolutamente un film che non poteva mancare, insomma, in questo percorso, anche per la capacità di questa autrice che è molto giovane, nel senso lei è del 1985, quindi non ha ancora 40 anni e ha cominciato a lavorare a questo lavoro, insomma, già da un periodo precedente, quindi ci ha colpito anche che avesse scelto tra l'altro un tema del genere come sua opera prima. Ecco, questo è insomma, un motivo, insomma, che è un altro dei motivi che ci ha fatto pensare a questo. Ma vorrei adesso, appunto, come vi avevo anticipato, coinvolgere Maria Marzullo della Cooperativa Sociale Itaca. Grazie ancora Maria per essere qua con noi. Buon pomeriggio, grazie a voi per questa collaborazione. No, solo per una battuta. La prima cosa che volevo così chiederti è una cosa, diciamo, senza il cappellino di Itaca, mi permetto, io tolgo per il momento quello del festival, così per chiederti veramente un parere personale a pelle, che cosa ti ha emozionato, insomma, nel vedere questo film. Questo pomeriggio, quando ho rivisto, insomma, ho visto il film, il documentario, sono un po' emozionata perché nonostante, insomma, faccia questo lavoro da diversi anni e queste tematiche mi siano assolutamente note, conosciute, vissute, le emozioni arrivano sempre, non conoscono l'esperienza. Quello che mi ha sollevato, mi ha fatto ricordare è stato questo, una frase che diceva anche mia nonna, diceva: siamo nati per socializzare, per stare con gli altri, per condividere. E questo pensiero mi è arrivato quasi all'inizio della visione del documentario, e poi ho trovato delle risposte alla fine, quando poi ognuno dei protagonisti ha trovato nella propria esistenza la chiave per andare avanti e per continuare a condividere. E c'è chi lo ha fatto incontrando un altro compagno, un'altra compagna, lo ha fatto con modi diversi, con modalità diverse, innamorandosi o non innamorandosi, condividendo relazioni nuove, diverse rispetto alle precedenti. La condivisione nasce anche da chi decide umanamente, apparentemente, di stare da sola, come una delle signore, e di condividerlo con libri, figli e nipoti. È una forma di condivisione. E questo è stato un pensiero, e l'altro che mi è stato, insomma, che mi ha suscitato è stato il come si possa sopravvivere a dolori così grandi, e come sia facile che in questa fase di sopravvivenza che poi arriva dopo si inneschi la solitudine. Quotidianamente scriviamo e operiamo con progetti che operino per contrastare la solitudine, soprattutto di una certa fascia di età, anche se la solitudine può toccare anche i giovani, e oggi le dinamiche sono tantissime. Ma come sia facile in questi frangenti della vita, del percorso, dell'esperienza chiamata vita, che in dolori così grandi lo stare da soli rappresenti la soluzione più facile, ed è proprio lì che si innesca la solitudine, e che se poi non si interviene con un certo tempo e nel rispetto di quel dolore, di quell'elaborazione, è facile poi che si inneschi la depressione, il non voler stare più con gli altri, paradossalmente. E quindi sopravvivere sì, ma reinventarsi, rinascere, e molti dei protagonisti ho visto che lo hanno fatto. Guarda, sono totalmente d'accordo con te, anch'io sono rimasto colpito appunto anche dalla condivisione, anche il fatto stesso, insomma, di mettere la propria storia, è vero, ognuno che mette qualcosa davanti alla telecamera, insomma, dona tantissimo di sé, però qui parliamo veramente, insomma, di raccontare una vita, anche di raccontare un momento come quello della morte, che evidentemente loro vivono come prossimo, insomma, credo veramente mettersi a nudo in maniera totale, di maniera globale. E qui adesso, rimettendo in qualche modo il cappello invece anche istituzionale che hai, come Itaca, tra l'altro tu appunto sei la responsabile dell'area anziani e anche della parte residenziale. Una cosa che mi ha colpito, insomma, anche scorrendo, questo ancora prima di vedere il film, dopo averlo visto, anche vedendo l'età dei protagonisti, pochissimi sono in casa di riposo, sono quasi tutti, almeno danno tutti anche l'impressione dalle immagini che abbiamo, da ciò che vediamo, di essere in casa. E volevo chiederti, anche per calare un po' sul territorio, insomma, quello che abbiamo visto che è stato girato in Danimarca, quali anche alternative ci sono, esatto, quali possibilità ci sono. Poi è chiaro che
ci sono chiaramente gli estremi che per un motivo o per l'altro ovviamente necessitano queste soluzioni, ma quali altre forme ci sono di assistenza? Assolutamente, come cooperativa Itaca in questi anni, oso dire, insomma, senza alcuna velleità, che siamo stati pionieri di una progettualità avvallata poi anche dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che insomma ha aperto la strada con un percorso normativo dedicato, che è quello dell'abitare possibile, della domiciliarità innovativa. Cosa vuol dire questo progetto? Vuol dire trovare una formula che non sia quella istituzionale della casa di riposo, della residenzialità, piuttosto situazioni a domicilio dove pur rimanendo nel proprio domicilio non è possibile poi ricevere tutta una serie di servizi, di assistenza continuativa, per tutta una serie di motivazioni, di costi anche, con i quali poi la persona anziana deve fare i conti al tempo d'oggi. Itaca si è fatta pioniera di una progettualità di abitare possibile. Significa condividere degli spazi all'interno di una casa comune, quindi una casa che abbia l'ospitalità, la possibilità di essere vissuta fino a 10 persone secondo la normativa dell'abitare possibile, o si parla di domiciliarità innovativa rispetto a soluzioni di mini appartamenti fino ai 20 posti, ma sono situazioni di gruppo dove si ha una condivisione di vita insieme nel rispetto dei propri spazi che sono fondamentali, ma nella possibilità di non stare soli e di condividere quei servizi assistenziali di cui si ha bisogno, quindi rispetto a determinate necessità di assistenza quotidiana, rispetto alle attività di pulizia, di riordino, che una propria casa da sola costerebbe ancora di più. Mettersi insieme significa non stare da soli, significa ottimizzare ed efficientare le risorse anche economiche, ovviamente, perché oggi sappiamo cosa vuol dire avere un proprio caro che necessita di un'assistenza H24 a casa, oppure fare la scelta della casa di riposo, che dall'altra parte comporta chiaramente anche dei costi che sono assolutamente noti, e soluzioni intermedie a seconda delle necessità. Con la formula dell'abitare possibile noi abbiamo delle sperimentazioni, ormai da diversi anni sono più di una sperimentazione, ma sono assolutamente delle soluzioni che hanno dato risposta a persone che non potevano più stare a casa da soli, non desideravano fare ingresso in una struttura residenziale così come oggi noi le conosciamo, ma desideravano mantenere e conservare una parte di vita domestica così come noi la conosciamo, pur non stando più nel proprio domicilio, ma in un ambiente che assolutamente concedesse di portare ad esempio anche parte dei propri arredi. Ecco, l'abitare possibile permette questo, cosa che ovviamente una casa di riposo per ovvi motivi non lo consente. Quindi sono formule intermedie, appunto, che consentono di unire i bisogni alla socialità. E Itaca, insomma, che ha una storia trentennale come cooperativa, continua assolutamente a guardarsi, a vedere la quotidianità, quello di cui abbiamo bisogno, e ad innovare anche con servizi che siano al passo con i tempi. Grazie, mi sembra veramente un passaggio fondamentale, anche perché appunto un'altra cosa che magari uno potrebbe dire vedendo il film, vabbè, ma questo però appunto è girato in Danimarca, chissà che tipo di servizi ci sono, insomma, quindi questo breve però esaustivo, insomma, passaggio di Maria Marzullo ci fa capire, insomma, che delle alternative ovviamente, insomma, da valutare poi nella specificità dei casi esistono, e quindi insomma l'invito è anche a diciamo usare tutti questi servizi e anche a così in qualche maniera riconoscere l'eccellenza del nostro territorio, insomma, del lavoro che fate, che fanno moltissime realtà. Grazie, buona serata. Gli appuntamenti del festival, come sapete, continuano, e grazie ancora a Maria Marzullo. Grazie a tutti voi, grazie, buon pomeriggio.